Buongiorno a tutti, intanto grazie per l'invito, mi fa sempre molto piacere partecipare a nuove iniziative. Poi la lingua veneta mi è anche chiara perché essendo io dialettofono in modo particolare trovo anche un riscontro rispetto all'utilizzo della lingua non solo per fini comunicativi come siamo abituati a parlare, ma secondo me può esserci anche, infatti questo che evidenzierò adesso, un progetto dove la lingua veneta possa essere utilizzata anche in ambito scolastico, in alcuni elementi, in alcuni ambiti disciplinari. Secondo me ci sono degli scopi quindi anche nobili, nel senso non soltanto utilitaristici, ma potrebbero essere in qualche modo veramente utili. Allora, il progetto CLIL per il Veneto, già la parola, diciamo l'acronimo CLIL, penso che gli studenti già sia noto sicuramente e anche a alcuni insegnanti, visto che nell'ambito della scuola superiore ormai si fa CLIL, cioè nel senso che l'ultimo anno della scuola superiore è obbligatorio l'insegnamento di una lingua straniera per presentare dei contenuti. E quindi questo già mi pare che sappiate cosa sia. Comunque, tanto per rinfrescare un po' la memoria, il CLIL è un acronimo per Content and Language Integrated Learning, cioè l'apprendimento integrato di lingua e contenuti. Quindi vuol dire insegnare una disciplina in lingua straniera, non solo in lingua straniera, può essere una lingua seconda, può essere una lingua minoritaria. Noi abbiamo avuto vari esempi, visto che l'Università di Venezia lavora in questo campo da più di 20 anni, quando in tempi non sospetti si lavorava con il CLIL, non dopo quando il Ministero si è interessato a questo, e abbiamo fatto diversi progetti anche con Albrecht, Friulano e altre lingue cosiddette anche minoritarie, quindi per dire che c'è la possibilità di lavorare anche in questo campo. Quindi apprendimento integrato di lingua e contenuti. Perché è importante pensare la lingua veneta anche in questo contesto? Proprio per vedere di recuperare alcuni elementi culturali che potrebbero essere utili inserirli nuovamente nell'ambito scolastico e tornare un po' anche alle radici. Per quale motivo dal punto di vista linguistico? Perché lavorando con il CLIL, con dei contenuti specifici, non serve solo lavorare sulla lingua, è un'occasione per creare lingua, perché uno dice in quale contesto possiamo utilizzare la lingua? Potrebbe essere in questo ambito, quindi lavorando su alcune materie specifiche che poi andrò a spiegarvi. C'è una maggiore autenticità della lingua, perché la lingua usata in certi contesti pratici viene utilizzata, quindi non è artificiale o artificiosa, e anche le attività sono più autentiche, nel senso che molte volte quando si lavora semplicemente con la lingua si lavora con degli esercizi o delle attività che possono essere un po' forzate. Parlo anche delle lingue straniere, penso che gli studenti sappiano benissimo quando fanno un gioco di ruolo è un far finta di, no, non so, in inglese uno dice bene, adesso siamo in classe, fate finta che uno fa il cameriere e l'altro fa invece il cliente. Uno chiede di bere un caffè, sì, tutti lo fanno volentieri, facciamo questa simulazione, però alla fine non c'è grande soddisfazione perché il caffè non arriva, fondamentalmente. Nel senso che sarebbe molto più bello quando uno fa qualcosa e ottiene, perché sappiamo tutti che nessuno parla tanto per parlare, forse qualche politico sì, insomma, vabbè. Ma quello che è importante è ottenere, cioè io voglio ottenere delle cose, c'è poco da fare, cioè non è che mi interessi perché parlo in maniera corretta, eccetera, ma voglio in questo momento ottenere delle cose. Se ottengo quello che voglio, vuol dire che sono stato bravo. Posso aver fatto anche degli errori, ma ho ottenuto. Uno che magari parla in maniera corretta, non ottiene quello che vuole, ha fallito, o no? Quello che è interessante poi è che si lavora anche con elementi extralinguistici, cioè dove la lingua può essere un problema si può lavorare in un'altra situazione. In modo particolare, un'esperienza che abbiamo fatto con le lingue minoritarie ci ha portato a vedere anche che cosa? Che c'è un grande dislivello
tra gli studenti e gli allievi rispetto alla conoscenza linguistica della lingua minoritaria, e in classe avere persone di livelli diversi può essere un problema se non viene visto in un certo modo. Quindi la capacità di lavorare su questo. Non solo, c'è un altro problema che riguarda le lingue minoritarie, che certe abilità sono sviluppate tantissimo, a livello C1, C2 anche, parlo magari del parlato, lo scritto magari è zero, perché non esiste e non lo sanno. Quindi la complessità, ma anche la sfida bella, è di saper lavorare con abilità differenziate e a seconda dei bisogni in determinati contesti. L'altra cosa che è importante è che quando uno lavora su dei contenuti e l'attenzione è il contenuto, non pensa quasi più alla lingua, e quindi diventa una cosa automatica, tranquilla, e dà anche più soddisfazione. Ma ci sono ovviamente anche altre motivazioni, perché quelle linguistiche le possiamo capire. Ci possono essere quindi delle motivazioni legate ai contenuti, nel senso che può essere interessante, vedremo poi in particolare, parlare di alcuni avvenimenti, non so, storia, recuperare dei documenti scritti nella lingua veneta, lavorarci con gli studenti e fare storia, fondamentalmente. Metodologia, il CLIL porta a lavorare in un certo modo, a coppie, a gruppi, che diventi qualcosa non solo frontale, ma qualcosa che porta a una certa dinamicità di classe, quindi una modalità di lavoro molto rapida, veloce, dove lo studente è attivo, non è che subisce la lezione, ma partecipa alla conoscenza, alla creazione della conoscenza. Ci può essere maggiore interesse degli studenti, perché in base ai loro campi di interesse e situazione si può lavorare su più cose. Come vi dicevo già, uso della lingua solo per certe abilità, non tutte. Con il CLIL posso lavorare non necessariamente con tutte le abilità linguistiche, posso scegliere, e come vi dicevo, siccome nell'ambito delle lingue anche minoritarie c'è un dislivello di conoscenza delle abilità, questo ci potrebbe essere utile in qualche modo, quindi decidere quali abilità vado a lavorare prima, quali dopo, in che modo. E l'altra cosa che dicevamo già prima, l'uso della lingua non solo per la comunicazione ma anche per dei contenuti, per andare quindi a lavorare con dei contenuti. Inoltre è un modo anche per elevare la lingua. Per quale motivo? Cummins, che è canadese, distingue tra due tipi di competenza, BICS e CALP. Allora, BICS sarebbe Best Interpersonal Communicative Skills, è una competenza di base, legata soprattutto a argomenti comuni quotidiani, cioè io uso la lingua per parlare normalmente come ti chiami, da dove vieni, cosa fai, no? E questo è BICS. Lui parla anche di un uso diverso normale della lingua, che può essere il CALP, Cognitive Academic Language Proficiency, quindi una competenza elaborata e sofisticata con abilità cognitive d'ordine superiore. Quindi il fatto che io possa lavorare con il Veneto su certi ambiti, può essere storia, poi vedremo quale disciplina, eccetera, diventa utile perché lavoro anche a livelli alti, in astratto, quindi non è semplicemente la lingua della comunicazione, come sta, eccetera, ma lavorare in maniera astratta su dei concetti, che non è automatico, sarebbe la lingua dello studio, che non è automatico neanche una persona che sia madrelingua, perché ci sono bisogno di competenze che possono portare a fare questo. Quindi è un sviluppare ulteriori competenze. Il CALP, appunto, è una competenza che serve per affrontare lo studio, è una lingua per apprendere. Viene sviluppata attraverso il contatto con la lingua e le attività tipiche dello studio e dell'apprendimento. Non è ovviamente la competenza che si sviluppa nella socializzazione, perché questa ce l'abbiamo col BICS, ed è legata alla dimensione cognitiva dello studente e si sviluppa con esso. Quindi questo è l'importante. Inoltre, lavorando con il CLIL, lavoro su che cosa? Sulla microlingua, quindi la lingua quindi specialistica, quindi imparo simboli, generi, lessico, pensiamo a ogni disciplina, a ogni ambito disciplinare che ha delle caratteristiche proprie. Pensiamo poi che può essere una lingua per svolgere dei percorsi cognitivi di ordine superiore, dedurre, valutare, ipotizzare, osservare, farlo in una lingua diversa, quindi l'italiano, può essere il veneto, può essere le lingue straniere, lingue seconde, eccetera, e soprattutto anche utilizzare e lavorare con le abilità di studio, il prendere appunti, per esempio, può sembrare
facile, ma prenderlo tipo in Veneto o prenderlo in francese, in tedesco o nella lingua, sono cose diverse, il riassumere, il riassunto, eccetera. Quindi in questo modo uno lavora con le abilità con più lingue, quindi questa è una cosa che aiuta. E mi pare c'era uno studio anche ieri, mi sembra che ho visto, è uscito canadese, che dice che appunto il bilinguismo favorisce una nuova riprova di nuovo i processi cognitivi. C'è un altro studio che è stato fatto di recente su questo, la riprova di questo, quindi per dire come in realtà, io dico sempre, quando uno parla anche una lingua diversa, una seconda, terza lingua, può anche essere parlata solo da 5 persone, non è tanto l'utilità nel senso di quante persone la parlano, ma il fatto che lui utilizzi più lingue e lavori con più lingue, che lo porta a livello cognitivo a sviluppare potenzialità varie, no? Per il Veneto, cos'è che? Perché ovviamente io ho visto anche quando si lavorava con le, diciamo, le lingue minoritarie di tutto e di più. Allora, faccio un esempio, non vedrei, cioè che uno mi lavori fisica e matematica me la faccia nella lingua, sì, non ha molto senso. Per quale motivo? Perché devo pensare poi anche all'utilità successiva, cioè nel senso sì, posso anche farlo, ma sarebbe una disciplina dove già non ci sono tante volte i vocaboli e dovrei inventarmi di nuovo, quindi qualcosa che diventa un po' artificioso, se vogliamo artificiale. Partiamo da quello che abbiamo e allora uno dice, perché non lavorare per esempio con storia, geografia, musica, tecnologia, e cioè storia o recupero delle tradizioni attraverso dei testi autentici. Si può lavorare quindi su dei concetti di storia, varie cose, eccetera. Geografia, aspetti legati al territorio. Tonomastica, origine dei termini, ne abbiamo tantissimi, qua ci sarebbe veramente un studio stupendo da fare e con geografia, eccetera, vedere il perché dei nomi, cosa vogliono dire, eccetera. E abbiamo un patrimonio su questo. Musica, folklore popolare, le tradizioni, e anche lì si potrebbe lavorare quindi sulla musica, eccetera, tranquillamente. Tecnologia, i mestieri e l'artigianato, i mestieri che ormai si sono persi, i vocaboli che sono persi, il lavoro di certi artigiani, che qua secondo me quindi ne avremo tantissime per portare avanti un progetto serio rispetto a questo. Come si può organizzare un progetto? Pensando a una classe, quindi si può tranquillamente pensare a un modello dove io introduco, può essere fatto a livello curricolare, se penso durante l'ambito normale della scuola, ma anche extracurricolare, può essere un progetto fatto in aggiunta. Basta pensare alla classe ovviamente, quali sono gli studenti coinvolti, il loro livello linguistico, quindi la lingua veneta, perché bisogna anche qui un progetto, se va fatto bene, va fatto in un certo modo, cioè non è tanto facciamo qualcosa così, ma devo vedere quali sono le competenze dei miei studenti in entrata, come posso lavorare con le competenze che hanno sviluppato altre, e quindi devo lavorare proprio su questo, sul tipo di classe, a che livello, c'è una certa disomogeneità, dicevamo, di studenti per quanto riguarda il loro livello, come posso fare per arrivare a una maggiore omogeneità se è possibile. Qual è il modello? Faccio delle lezioni, un modulo, come lavorano gli insegnanti in sinergia, è qualcosa che è staccato dal progetto curricolare, è extracurricolare, la ricaduta quale potrebbe essere? E quindi decidere anche quali discipline. Prima ho fatto degli esempi, decidere su che cosa si può lavorare, se ci sono argomenti trasversali che potrebbero essere in qualche modo anche utili. Le competenze, quali contenuti obiettivi uno vuole portare avanti. Il lessico, anche qua, il tipo di lessico vado a sviluppare, come vado a lavorare con il lessico, perché qua ci sono tutte teorie ovviamente nella didattica che sappiamo come il lessico non è che uno lo impara perché do 50 vocaboli e dico per la prossima settimana agli studenti devo fare una prova, posso anche illudermi che dopo le persone prendano 10 lode e facciano bene, se facciamo la stessa verifica 2 giorni dopo chi ha preso 10 lode prende 3 perché chi ha detto vita ha fatto una bella pulizia e detto adesso non sapete più. Quindi non è certo uno dei migliori metodi per imparare, no? Poi le abilità linguistiche attivate, solo alcune, perché per il diverso livello si decide su che cosa si possa lavorare.
le abilità di studio, i processi cognitivi, quindi tutte cose che uno fa una certa risoluzione. Lavoriamo a coppie, a gruppi, con quali modalità si va a lavorare? Attività di esercizio, tanto per darvi un esempio di come ci sia una progettualità e si pensi anche alla valutazione, a cosa serve e anche che valore abbia, perché è sempre importante che questo, cioè un progetto non si fa tanto per fare, ci deve essere poi un ritorno anche a livello di valutazione, di spendibilità, di disseminazione, eventualmente di visione, di far vedere anche il progetto che sia stato fatto e questo diventa importante. Io avrei finito. Vale.